Eder. Mech. Pallister. Tatiana Tramacere, la scomparsa in mansarda e la fame di like, perché è ora di smettere di premiarla. Tatiana Tramacere, la scomparsa in mansarda e la fame di like, perché è ora di smettere di premiarla. La versione ufficiale ormai è nero su bianco nelle carte dei carabinieri. A parlare è Dragos Ioan Gheormescu, trentenne romeno, amico molto stretto di Tatiana Tramacere, la 27enne poetessa e creator digitale di Nardò, scomparsa il 24 novembre e ritrovata la sera del 4 dicembre nascosta in un abbaino sopra la sua abitazione. Secondo quanto riferito da Dragos, sarebbe stata proprio Tatiana a organizzare tutto e a chiedergli di aiutarla, confidandogli di essere giù di morale e di voler staccare dal mondo per qualche giorno. Una versione che, stando alle ricostruzioni, la ragazza avrebbe poi confermato una volta portata in ospedale per gli accertamenti di rito. Secondo le indiscrezioni di stamattina, lei stessa avrebbe ribadito agli inquirenti che sparire per un paio di giorni è stata una sua scelta consapevole, senza costrizioni, senza qualcuno che la obbligasse, ma come decisione autonoma. La cronaca dice questo. Tatiana, studentessa di psicologia originaria di Kiev ma cresciuta in Salento, molto attiva sui social con il profilo Parole in Evoluzione, quasi 60.000 follower a seguirne poesie e scritti, sparisce nel nulla. I genitori, Ornella e Rino, denunciano la scomparsa dopo 4 giorni. La prefettura attiva il piano ricerche. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari passano al setaccio Nardò, le campagne e le marine del Salento. I telegiornali aprono con il caso, i talk di approfondimento ci costruiscono servizi, i social rilanciano le sue foto e le sue frasi. Tatiana intanto è a pochi metri da casa, nascosta in una mansarda collegata all'appartamento di Dragos. Quando i carabinieri entrano nella palazzina, Dragos è in caserma sotto interrogatorio. All'esterno dell'abitazione si raduna una folla inferocita convinta che lui l'abbia uccisa. Qualcuno urla, c'è chi vorrebbe farsi giustizia da solo. Poi la notizia che spiazza tutti. Tatiana è viva, in buone condizioni di salute, nascosta al buio in un abbaino raggiungibile dal terrazzo. Ai militari, secondo le ricostruzioni, dice subito che non ha fatto niente, mentre intorno a lei, da ore, centinaia di persone e decine di operatori sono mobilitati per una scomparsa che, stando alla versione di Dragos e della stessa ragazza, non sarebbe mai stata un rapimento ma un allontanamento volontario accuratamente preparato. Le indiscrezioni delle ultime ore vanno nella stessa direzione e parlano di una conferma secca davanti agli inquirenti. La scelta di sparire per qualche giorno è stata soltanto sua. In parallelo, la procura di Lecce, prima del ritrovamento, aveva già aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Un'ipotesi tecnica che serviva a consentire alcune attività di indagine, tra cui il sequestro del cellulare di Dragos. Ora, alla luce del ritrovamento e delle dichiarazioni del trentenne e della stessa Tatiana, le indagini dovranno stabilire come qualificare giuridicamente la vicenda. In linea generale, in casi in cui si crea consapevolmente un falso scenario di pericolo che attiva le forze dell'ordine e la macchina dei soccorsi, entra in gioco la possibile contestazione del reato di procurato allarme presso l'autorità o della simulazione di reato. Il fatto che lei, secondo le indiscrezioni, abbia rivendicato la piena autonomia della scelta di allontanarsi rende ancora più netto il quadro di un allarme costruito senza alcuna costrizione esterna. Ma al di là del codice penale, resta la domanda che nel frattempo rimbalza ovunque. Perché una ragazza che si presenta come fragile in difficoltà decide di pianificare un allontanamento di questo tipo, proprio mentre intorno alla sua figura cresce un'attenzione mediatica enorme, alimentata anche dai suoi numeri sui social. Tatiana non è una 27enne qualsiasi, è una creator, una poetessa che ha costruito negli anni una community fedele, che vive delle sue parole e delle sue storie. Nel momento in cui scompare, il profilo Parole in Evoluzione diventa una specie di altare digitale dove si piange, si spera, si condivide e, inevitabilmente, cresce ancora in visibilità. Se poi, come trapela ora, lei stessa conferma che tutto nasce da una propria scelta e non da un sequestro, la domanda su quanto questa vicenda abbia finito per consolidare la sua fama diventa inevitabile. Da giorni il canale Eder McPallister, come altri osservatori più disincantati, aveva avanzato una possibilità che molti preferivano non prendere in considerazione.
L'ipotesi che questa storia potesse trasformarsi in un gigantesco amplificatore di fama per la stessa protagonista. Non per un complotto cinematografico, ma per la dinamica perversa che ormai tutti conosciamo. Più un caso fa rumore, più la persona al centro della tempesta viene cercata, cliccata, seguita. Quando poi la vicenda si chiude con un lieto fine e con la conferma che sparire è stata una scelta diretta della protagonista, il rischio è che qualcuno da casa prenda nota della formula. Scomparire, generare allarme, far muovere eserciti di persone, riapparire e ritrovarsi ancora più seguiti di prima. È qui che il discorso smette di riguardare solo Tatiana e diventa un problema collettivo. Perché non è la prima volta che qualcuno gioca con la narrazione del pericolo, del rapimento, della scomparsa per avere attenzione. Negli ultimi anni non sono mancati casi di finti rapimenti o di allontanamenti volontari messi in scena con lo scopo di alimentare la visibilità sui social, con video studiati per fare impressione, appelli pubblici e ricostruzioni poi smentite dai fatti. In alcuni episodi sono state coinvolte persone giovani che hanno inscenato situazioni di pericolo per girare contenuti da pubblicare online, trasformando la vita reale in un set permanente. Allargando lo sguardo fuori dall'Italia, la cronaca racconta da tempo di persone che mettono in scena rapine, sequestri o situazioni di rischio per sfornare contenuti forti da pubblicare sulle piattaforme. In un caso diventato emblematico, uno youtuber ha simulato una rapina armata per girare un video virale, finendo ucciso da chi, dall'altra parte, non aveva capito che fosse uno scherzo. In un altro episodio, una ragazza ha partecipato a un finto rapimento finito tragicamente durante la messa in scena per un video da condividere. Situazioni diverse, certo, ma tutte figlie dello stesso cortocircuito. Quando la ricerca di engagement diventa più importante della realtà, la linea tra gioco e tragedia si assottiglia pericolosamente. Nel caso di Tatiana, per ora, non ci sono rapine inscenate con armi e non ci sono morti. C'è però qualcosa che, dal punto di vista etico, pesa come un macigno. Per 10 giorni famiglie intere hanno guardato i notiziari con l'angoscia di chi rivede nella storia di Nardò quella di una figlia, di una sorella, di un'amica. A Nardò le associazioni di volontari hanno lasciato lavoro e famiglia per partecipare alle ricerche. La prefettura ha attivato tavoli di coordinamento, i carabinieri hanno setacciato territori e ascoltato decine di persone. In un'Italia in cui ogni settimana qualcuno scompare davvero e non torna più, scoprire che in questo caso la protagonista era nascosta in un abbaino, mentre sui social cresceva la sua notorietà, lascia l'amaro in bocca. E se, come indicano le indiscrezioni, quella scelta di allontanarsi è stata esclusivamente sua, senza costrizioni, l'amarezza si trasforma in una domanda ancora più netta sul senso di responsabilità verso chi cercava. Eder McPallister, fin dall'inizio, aveva messo in guardia proprio da questo rischio. Che la scomparsa di una persona molto seguita sui social potesse trasformarsi alla fine in una gigantesca operazione di visibilità, anche se non pianificata con cinica lucidità. Oggi che emergono dichiarazioni secondo cui la scomparsa sarebbe stata organizzata e condivisa con almeno un'altra persona e che lei stessa avrebbe confermato di aver scelto in autonomia di sparire per un paio di giorni, quel timore assume contorni ancora più concreti. La domanda ora la si deve rivolgere non solo a Tatiana, ma anche a chi l'ha seguita, rilanciata, idealizzata in questi giorni. Il punto non è punire una ragazza che con ogni evidenza vive un periodo di fragilità personale e di difficoltà anche di salute. Il punto è decidere che tipo di messaggio vogliamo mandare a chi, domani, potrebbe pensare di imitarla. Se la reazione degli utenti sarà quella di correre in massa a seguirla, comprarne i libri, trasformarla in icona romantica della poetessa che voleva sparire, il segnale sarà chiarissimo. Fingere una scomparsa paga, genera seguito, regala attenzione. Per questo, l'invito che arriva dal fronte di chi racconta queste storie con responsabilità e che Eder McPallister fa proprio con forza, è uno solo. Se avete seguito Tatiana sui social, se avete condiviso i suoi post mentre tutti la cercavano, oggi la forma più concreta di responsabilità non è continuare ad alimentare quella visibilità. È l'opposto. Smettere di seguirla, almeno fin questa vicenda non sarà chiarita nei tribunali e nella coscienza collettiva. Non si tratta di odio o di linciaggio mediatico, ma di interrompere un meccanismo di premio che rischia di incoraggiare altri allontanamenti programmati in futuro.
Ogni volta che un allontanamento volontario viene confuso con una scomparsa drammatica, le risorse che potrebbero salvare vite reali vengono disperse. Ogni volta che una storia come questa diventa trampolino di lancio per il profilo social del protagonista, il messaggio lanciato al prossimo ragazzo in crisi è semplice. Se vuoi che il mondo ti ascolti, devi sparire. Sta a chi guarda, commenta e clicca. Decidere se continuare a tenere in piedi questo copione o se, almeno una volta, scegliere di spegnere il riflettore invece di ingrandirlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.